noi abbiamo diversi terreni, chiaramente, fino a che c'era l'immobiliare Cafoncello c'era la possibilità che la stessa, tramite il suo amministratore, potesse essere considerata entrare nel novero del coltivatore diretto. Può sembrare strano, ma l'azienda sanitaria pubblica, oltre che di mezzi e strutture, risulta tutt'oggi proprietaria di terreni agricoli. Retaggio di un passato in cui, attraverso l'immobiliare Cafoncello, l'azienda poteva beneficiare di finanziamenti europei, risultando alla stregua di un coltivatore della terra. Oggi le cose sono cambiate. Oggi chiaramente l'ULSS non ha queste caratteristiche, non può certo nominarsi coltivatore diretto, per cui l'idea è quella di mettere in vendita tutte le proprietà. Stiamo facendo una cartolarizzazione di tutte le proprietà. Ci sono circa 250 ettari in corso di rendicontazione particolareggiata da parte degli uffici. Una volta messi in vendita attraverso bando pubblico, con il ricavato l'azienda sanitaria potrà comprare attrezzature ed avere risorse per il completamento della cittadella sanitaria. Porremo in vendita, adesso vediamo come, ma comunque tutti i terreni di nostra proprietà, evidentemente per averne un risultato economico che poi ci servirà per arrivare al completamento della cittadella.